Si è svolto oggi presso l'Auditorium Livatino la cerimonia di insediamento che ha visto l'onorevole Mangiacavallo alla guida di Empedocle, consorzio universitario di Agrigento, insieme al vice Giovanni Di Maida, un rappresentante dell'Università degli Studi di Palermo Gioacchino Lavanco. Alla manifestazione erano presenti l'assessore regionale Roberto Lagalla, il magnifico rettore Fabrizio Mica, il sindaco della città di Agrigento Firetto, i rappresentanti istituzionali parlamentari regionali e tante autorità locali e provinciali. Con la ferma determinazione di rilanciare un ente che ha delle potenzialità straordinarie, partendo da una valutazione estremamente semplice ma a mio avviso efficace. Il ruolo dell'università è fondamentale per la diffusione della conoscenza e del sapere, il ruolo del territorio è altrettanto fondamentale per determinare il proprio progresso, la propria crescita e non solo culturale ma anche economica, quindi mettendo insieme queste due realtà e noi facendo da interfaccia per promuovere quella che oggi va sotto il nome di terza missione. C'è una perfetta integrazione fra il valore della cultura, il valore della conoscenza e la valorizzazione delle risorse che questo territorio esprime nel settore del turismo, dell'agricoltura, dei servizi sanitari, dell'enogastronomico, della zootecnia e così via. Il nostro sarà un impegno operativo che è già partito, conteremo sull'appoggio incondizionato degli assessorati regionali in testa quello alla istruzione e alla formazione, abbiamo acquisito la disponibilità dell'Università di Palermo, ora speriamo che gli operatori del territorio, imprese, istituti di credito, forze sociali, enti locali, possano recepire il nostro invito per un lavoro sinergico che ha un solo obiettivo: rilanciare un ente che sicuramente può essere il volano dello sviluppo di questa provincia e permettere ai giovani, non solo della provincia di Agrigento ma anche di un territorio più vasto, di poter avviare o eventualmente perfezionare le proprie conoscenze, il proprio sapere in loco, che non sarebbe una cosa da poco. Io credo che si stiano realizzando tutte le condizioni per lavorare veramente bene. È stato un percorso impegnativo, l'abbiamo vissuto in tutte quante le sue fasi in questi anni, però adesso abbiamo un'offerta formativa ampia che anche quest'anno si arricchisce, abbiamo una struttura di consorzio solida e ben rappresentata, quindi davvero adesso ci sono tutte le condizioni. Il 1° agosto partono le immatricolazioni, quindi noi siamo convinti che già dal 1° agosto ci saranno numeri importanti di ragazzi che verranno qui, stiamo definendo quali corsi saranno in presenza e quali corsi saranno in distanza, perché i corsi meno numerosi li faremo in presenza per le ovvie ragioni di sicurezza, mentre quelli molto numerosi saranno erogati a distanza almeno nel primo semestre. Insomma, io credo che finalmente dopo anni di lavoro, perché se devo ricordare da dove siamo partiti, io ho cominciato il 1° novembre 2015 e ricordo che proprio nel 2015 c'erano i cortei contro la chiusura del polo, c'era una situazione di assoluta incertezza eccetera. Oggi mi sembra paradiso. Un impegno del governo regionale, un impegno del mio assessorato, un impegno mantenuto, una prospettiva che si riapre in una realtà universitaria che non ha mai smesso di esserlo, ma che ora deve inevitabilmente dimostrare capacità di rilancio e di rinnovamento. Su questo contiamo ovviamente nella collaborazione e nell'impegno anche dell'Università di Palermo, che è quella maggiormente rappresentata in termini di corsi di laurea. Speriamo che tutto questo sia a portata di mano della nuova governance, cosa della quale io sin d'ora mi dichiaro assolutamente certo. Assessore, approfitto come assessore alla pubblica istruzione, ecco, questo nuovo anno, tante polemiche, insomma, come partirà il nuovo anno scolastico? Lei che direttive darà, in sintonia anche con quelle nazionali ovviamente? Le direttive sono state già impartite attraverso le linee guida regionali che ricalcano in larga misura quelle nazionali. Noi siamo assolutamente determinati a far ripartire l'anno scolastico a partire dal 14 settembre, certamente con quelle misure di prevenzione e precauzione che la circostanza epidemiologica impone e suggerisce, ma vorrei che il tema non venisse
essere né strumentalizzato né drammatizzato. Si tratta di riprendere una nuova normalità che deriva dall'esperienza di questi mesi.